Oggi siamo qua in questa piazza importante per noi, dove è iniziato un po' tutto il nostro percorso Sisma 2012, per intanto ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato, sostenuto nella ricostruzione, che è stato un percorso lungo, non ancora concluso, ma comunque sicuramente che sta vedendo insomma, il traguardo, e poi per inaugurare il municipio, che purtroppo non abbiamo potuto inaugurare, riaprire al pubblico con un po' di festa nel 2020, quando i lavori sono stati ultimati a causa della ennesima emergenza che ben conosciamo o me, il lockdown e l'emergenza sanitaria. Non di meno, insomma, è una giornata importante proprio perché così presentiamo il nostro municipio recuperato alle istituzioni che hanno lavorato con noi per raggiungere questo obiettivo, insieme alla palestra della scuola media che è stata ultimata e quindi viene oggi inaugurata davvero, perché nessuno è ancora entrato, e poi all'avvio dei lavori della costruzione della nuova scuola media. La precedente, come sappiamo, è stata demolita. È un'opera che ci riempie di soddisfazione, ci abbiamo creduto tanto, l'abbiamo desiderata con la convinzione che sui ragazzi, sulla scuola bisogna investire da tutti i punti di vista, a cominciare dalla struttura, dalla sua sicurezza, dal comfort e poi naturalmente dalla progettualità che accompagna gli studenti. Subito dopo il sisma, dopo la prima scossa del 20 di maggio, l'edificio era ancora agibile. Abbiamo effettuato insieme all'Istituto Comprensivo delle verifiche sull'edificio. Attraverso anche la consulenza di alcuni ingegneri strutturisti si era valutato appunto che l'edificio potesse accogliere di nuovi ragazzi. Dopo la scossa del 29 l'edificio purtroppo non era più utilizzabile. A questo punto l'anno scolastico è terminato e attraverso i fondi di solidarietà europea abbiamo potuto garantire la demolizione dell'edificio. È stata una scelta. I ricordi sono tantissimi, legati a quei primi momenti rispetto ai quali la desolazione vista negli occhi dei nostri concittadini era la sensazione maggiore, l'impotenza di poter rispondere nell'immediato, la certezza di aver messo in campo tutto quello che era possibile fare, l'orgoglio della grande dignità di questa gente che ha vissuto il terremoto in un ambito secondario, perché è sempre stato definito il terremoto dell'Emilia, sapendo che si stava facendo il massimo. Oggi vedo, ieri a San Giacomo delle Segnate, oggi a Moglia, vedo una ricostruzione importante, quasi addirittura terminata, che darà rilancio a questa gente e a questi territori. Evviva! Bene. Momenti sempre di ricordo, momenti importanti, però anche di festa, soprattutto di festa, perché oggi appunto la ricostruzione è a un ottimo livello, a un buon punto, direi praticamente quasi al termine, per cui benvengano queste 10 giornate tutti insieme con i nostri cittadini. La sfida di questo 2022 è sicuramente quella di riuscire ad avere una legge che metta la parola fine alla ricostruzione, e quindi che non ci sia più bisogno di proroghe del termine dell'emergenza, ma che finalmente si riesca ad avere la conclusione, e quindi tutti i nostri fondi in sicurezza e i sindaci possano tranquillamente andare a finire tutta quella che è la ricostruzione pubblica ancora mancante. Questa piazza da quel giorno è rimasta chiusa dal 20 maggio perché i danni c'erano già, poi ancora maggiori, è transennata, così come il municipio, ed è stata riaperta ad inizio 2020. E l'8 marzo 2020 avremmo dovuto inaugurarlo. Il municipio doveva essere ovviamente per noi una giornata di festa, ma come ben ricorderete eravamo in pieno lockdown, perché purtroppo un'altra emergenza, che pure mai avremmo immaginato, ha travolto in realtà il mondo, l'Italia, i nostri paesi, le nostre comunità. Sono stati 10 anni da quel giorno terribile, e come in tutti i tornanti della storia, tutti noi sappiamo dove eravamo quel momento, quel giorno, in quel momento. All'epoca, per non spaventare ulteriormente le popolazioni, non lo dicemmo che ci sarebbero serviti 10 anni per ricostruire, ma in effetti sono stati 10 anni nei quali si è sempre lavorato alacremente, e oggi con grande soddisfazione
per merito sia dei fondi che dello Stato alla ricostruzione e della grande capacità organizzativa e anche della generosità di Regione Lombardia, noi assistiamo al completamento della ricostruzione. Quella civile, quella delle aziende è stata già praticamente completata, rimane una parte non significativa della ricostruzione pubblica. Oggi è un grande piacere, un grande onore essere qui con questa comunità e far parte di questa bella celebrazione, di questa cerimonia.